È una grande soddisfazione per noi, è stata una giornata bellissima qui a Borgofranco con questo museo itinerante che è passato per il secondo anno qui da noi e quindi questi sono eventi importantissimi per un paese così piccolo, per noi, per tutti gli sforzi organizzativi di tutti e per il piacere delle persone che hanno potuto assistere. L'anno scorso abbiamo avuto da alcuni equipaggi un ringraziamento proprio personale perché ci hanno detto che un'ospitalità così generosa, così partecipata come Borgofranco l'hanno avuta solo qui da noi, per cui insomma siamo anche un tantino orgogliosi. Poi chiaramente l'evento è importantissimo in onore di questo personaggio che ha messo in risalto l'Italia stessa nei tempi e che adesso viene ricordato per questa manifestazione importantissima che quest'anno ha avuto un aumento delle presenze proprio dei veicoli che hanno partecipato, una presenza in gran parte straniera, un 70% da quello che so io, e quindi la possibilità di avere questo museo itinerante che è alla portata di tutti, insomma. Siamo in attesa della Fiera Nazionale che partirà tra poco, all'inizio di ottobre, per 3 weekend, Tuberfood, la Fiera Nazionale del Tartufo. E questi, come dicevo, sono eventi che anticipano questo evento che è veramente importante, che l'anno scorso ha fatto registrare dei numeri, delle presenze importanti a Borgofranco e su tutto il territorio limitrofo, per cui siamo contenti nonostante gli sforzi, le fatiche, l'impegno di tanti, dei volontari della Proloco, dell'amministrazione anche e di tutti noi, però vogliamo continuare così. Diciamo che il Nuvolari dopo la Mille Miglia è il raduno più importante che c'è qui in Italia per numero di partecipanti e per anche le macchine che ci sono. Difatti sono circa 300 macchine, 330 macchine. Vengono da tutto il mondo perché hanno la possibilità di vedere gran parte dell'Italia, passano per tutti i centri storici, sempre in mezzo a 2 ali di folla, ed è una cosa che gli stranieri poi ricordano benissimo l'Italia. Percorrono tutta questa strada con le loro vecchie macchine. È una rievocazione che fanno, ma è abbastanza ampia. Non è come la Mille Miglia che bisogna avere macchine dal 27 al 57. Qui c'è un po' più disponibilità, è aperto un po' più il tipo di macchine e gli anni per cui partecipare. Queste gare di regolarità sono vincolate a una media di 40 km all'ora, da un tratto all'altro, partono da una città, debbono arrivare a un'altra di 200-300, ma lo debbono fare con una media di 40 all'ora. Non è detto che vada a 40 all'ora, le macchine passano per i paesi, gli danno i gadget, perciò quando sono sui rettilini e strada libera vanno un po' più forte. Gli autovelox lavorano e lavoriamo tutti.